Non solo ottimismo a vele spiegate per i risultati dell'Export, il Cibus, il salone dell'alimentazione che si tiene a Parma ogni 2 anni, ha da poco chiuso la sua 17ª edizione, registrando la convinzione che in breve tempo possano riprendere anche i consumi nel mercato interno, messi a dura prova dagli ultimi anni di crisi. Ad affermarlo è larga parte dei 2.700 espositori giunti in fiera per presentare le proprie novità di prodotto ai 67.000 visitatori, di cui 12.000 buyer esteri, che hanno fatto tappa nella cittadina emiliana tra il 5 e l'8 maggio scorso. Una vetrina strategica questa di Parma, perché riservata quasi esclusivamente agli operatori di settore, dove piccoli e grandi marchi dell'agroalimentare italiano hanno la possibilità di farsi conoscere da vicino da distributori e ristoratori. Il Cibus è per noi la fiera, una delle fiere la fiera più rappresentativa con la F maiuscola, perché abbiamo il contatto con tutto il panorama dei buyer della grande distribuzione italiana. Su un palcoscenico così importante non poteva certo mancare l'ampia delegazione dei sapori del Veneto, regione che da sempre si distingue per l'eccellenza delle sue produzioni enogastronomiche. In particolare, ad essere molto apprezzati sono stati i formaggi, a cominciare dall'Asiago, figlio della tradizione millenaria dei casari dell'omonimo altipiano vicentino. L'Asiago effettivamente è il nostro prodotto più importante e noi siamo il maggior produttore all'interno del consorzio dell'Asiago e produciamo sia l'Asiago fresco oppure pressato e anche l'Asiago stagionato oppure ad allevo, che poi ha 3 diverse stagionature e può diventare il vecchio o lo stravecchio, che poi è stagionato oltre 15 mesi. Ovviamente è un formaggio vaccino e nelle sue 2 tipologie, dal fresco, che è il prodotto molto più importante dell'allevo in termini qualitativi, ma sempre di più viene richiesto appunto anche lo stagionato. Molto conosciuto in Italia, l'Asiago è ancora relativamente poco noto all'estero. In Italia, come infatti sappiamo, è uno dei prodotti più importanti, è il formaggio numero 5 all'interno delle DOP italiane ed è venduto soprattutto nel nord-est Italia, ma anche in Campania, nel sud Italia, e sta aumentando anche come quota internazionale all'export. In tutto il consorzio abbiamo una percentuale di 7-8% di vendita all'estero, quindi siamo ancora a livelli relativamente bassi agli altri prodotti DOP italiani, formaggi DOP italiani, quindi senz'altro abbiamo ancora spazio di crescita negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania, soprattutto in Germania dove ci sono state fatte delle iniziative importanti recentemente. Vediamo sta crescendo notevolmente, però evidentemente come tutti i prodotti non si vende da solo, bisogna presentarlo, bisogna comunicare, presentarlo in modo dovuto e soprattutto le attività all'export richiedono più tempo che sul mercato nazionale, ovviamente, dove il prodotto è già conosciuto. Prodotto sia da cooperative che da aziende private, l'Asiago DOP viene oggi realizzato in 4 province: Vicenza, Trento, Padova e Treviso. In particolare il vicentino sa esprimere anche altre ottime tipicità locali, come il formaggio Brenta. Ovviamente prende il nome dal fiume del nostro territorio, anche questo ovviamente formaggio vaccino, semiduro, che ha varie stagionature, comunque è un prodotto che sta riscontrando una richiesta molto importante sul mercato e possiamo dire che in generale poi anche il nostro Castelgrotta, che è una nicchia, un prodotto molto particolare, stagionato nella grotta a Schio, che al centro della città c'è il castello sopra e sulla montagna attraversa poi questa grotta dove abbiamo la stagionatura di questo formaggio qua molto pregiato e molto richiesto soprattutto nel territorio, che però adesso vediamo anche su questa fiera, che ovviamente si affaccia al mercato nazionale e internazionale, riscontra un'ottima richiesta. Il segreto del successo di queste produzioni è il latte di qualità. Il nostro latte proviene al 100% da agricoltori nazionali, italiani, in particolar modo per quel che riguarda l'Asiago e il Montasio, provengono esclusivamente dalla zona tipica di produzione e anche per la restante gamma di prodotti utilizziamo solo ed esclusivamente latte italiano al 100%. E se le forme di Asiago nascono tutte sotto l'egida di un preciso disciplinare di produzione, sul mercato stanno per arrivare anche prodotti nuovi che uniscono i sapori della tradizione e la necessità di rispondere alle esigenze dei consumatori moderni, sempre più alle prese con intolleranze ed allergie. Abbiamo presentato
3 prodotti che stanno seguendo la tendenza di mercato, in particolar modo un formaggio biologico, un formaggio delattosato e un formaggio light. Seguono un po' queste tendenze di mercato dove il consumatore cerca un po' un prodotto di qualità e soprattutto con ingredienti naturali, non additivati, un po' salutistici, ecco, segue un po' la linea del salutistico. A tutti questi produttori l'Export in questi anni ha regalato belle soddisfazioni. Già da qualche anno stiamo partecipando a qualche fiera, attualmente abbiamo un grossissimo interesse, c'è molto interesse, ad esempio in America, anche se purtroppo devo dire che molto spesso i nostri formaggi, benché siano tutelati, vengono copiati e questo è veramente un disastro. Però noi cerchiamo di esportare e di far capire qual è effettivamente la differenza del prodotto italiano rispetto a un prodotto copiato. Ma cosa si intende con Made in Italy? In molti risponderebbero che è tutto ciò che viene fatto in Italia, alcuni che è tutto ciò che è fatto con le capacità degli italiani. È il caso per esempio di un gruppo di produttori veneti che hanno deciso di portare parte della loro attività casearia oltre i confini nazionali in Moravia, regione centrale della Repubblica Ceca. Noi abbiamo sviluppato una filiera di 80 aziende agricole per circa 100.000 ettari che producono circa 500.000 di litri di latte al giorno, che viene destinato alla lavorazione nel nostro caseificio che abbiamo costruito a Litovel, nel centro di questa filiera, un caseificio modernissimo, pur usando sempre le tecniche tradizionali che noi usiamo da un sacco di tempo. Chi è italiano? Cosa è italiano? Noi siamo italiani, noi siamo la tradizione e amici di altri popoli, collaboratori di altri popoli, assieme a noi in Italia e fuori, ci aiutano in questi progetti che alla fine realizzano un prodotto rigorosamente italiano. Sono le capacità degli italiani che fanno i prodotti straordinari, di quello che voi chiamate Italian Made in Italy, è fatto dagli italiani. Ciò che il territorio apporta a quei prodotti è replicabile, ma la capacità degli italiani di fare non è replicabile. E se vogliamo seguire lo sviluppo che il mondo sta avendo in termini di domanda, noi dobbiamo estendere agli italiani l'ambito delle risorse naturali dove loro possono far bene il loro lavoro. Prodotto in Repubblica Ceca, il Gran Moravia viene poi riposto a stagionare in Italia. È sicuramente un prodotto che segue la logica europea dell'integrazione tra popoli e dell'apertura alle capacità degli italiani di fare le cose buone in territori nuovi dove c'è estensione territoriale, quando la pianura padana, il nostro territorio tradizionale, è stato intanto assolutamente ridotto a causa dell'urbanizzazione, poi è sovraccarico di nitrati, ha una serie di problematiche anche di inquinamento, soprattutto legate alle aflatossine che si producono per i calori estivi, per cui alla fine, messo tutto assieme, gli italiani pensano che sia opportuno e che sia una bellissima occasione per il consumatore di poter fare delle cose fantastiche secondo la nostra tradizione, perciò italiane, anche se vengono fatte un po' fuori dall'Italia, peraltro in regioni che nei secoli passati facevano parte dello stesso impero asburgico assieme al Veneto, per cui siamo in Europa ma lo siamo sul serio, per noi non esiste più un confine se non quello che abbiamo nella mente. Il nostro principio è fare le cose dove vengono meglio e farle noi, governarle noi, non lasciarle governare dagli altri paesi europei e lasciare le opportunità agli altri. Se si vuole crescere come Italia non lo si può fare in un territorio stupendo come l'Italia, ma ridotto, ma limitato. Tra gli stand si sono fatte riconoscere anche le varietà casearie espresse dal bellunese, che vedono la luce tra le verdi vallate delle Prealpi e delle Dolomiti. Ho portato tutta la nostra gamma che è incentrata in 4 DOP, dal formaggio Piave che è prodotto esclusivamente in provincia di Belluno, al Montasio che è prodotto ancora in provincia di Belluno e nel vicino Friuli, all'Asiago pressato e Alevo e al Grana Padano. C'è poi tutta la serie di prodotti freschi e freschissimi, impreziosita quest'anno da qualche nuova entry, soprattutto per quanto riguarda il gelato, con un marchio nuovo. Punta di diamante di questi territori è il Piave DOP, che va forte sia sul mercato europeo che in quello americano. Credo di poter dire che la fiera, soprattutto nei giorni di ieri e di oggi, ha registrato un importante numero di presenze qualificate,
sia da parte delle maggiori insegne della distribuzione italiana, sia dai nostri buyer, se così vogliamo chiamare, o importatori fuori dai confini nazionali.